Buche, ammaloramenti, avvallamenti, cedimenti. È in pessime condizioni nell'Alta Padovana la SR 308, la nuova statale del Santo. Ogni giorno da nord a sud la percorrono 50.000 veicoli, il 50% sono mezzi pesanti. I sindaci della Federazione dei Comuni del Campo San Pierese sulle condizioni di questa arteria vitale sono al lavoro con la Regione attorno a un tavolo. C'è quindi un peso sulla portata della strada che va in deterioramento continuo e l'ammaloramento che si registra, lo si vede a vista, insomma, è proprio causato dal traffico pesante. Il problema è naturalmente di cercare di agire sulle infrastrutture e quindi di migliorare la percorrenza attraverso asfaltature, attraverso, come dire, il miglioramento anche di quelli che sono gli svincoli, che sono le emissioni. Una strada che piange numerosi morti a cui servirebbero anche una nuova segnaletica e una migliore illuminazione. In questi mesi tutti gli autovelox presenti sono stati sostituiti con modelli più efficienti e di nuova generazione. Intanto il tavolo ragiona su un possibile ritocco dei limiti di velocità. A 90 all'ora già è pericoloso correre con quelle condizioni stradali. Quindi se il limite generale della strada è 90, ma le condizioni generali della strada sono perfette, può essere compatibile. Ma nel momento in cui non si interviene e non si manutenta e non si mette nelle condizioni di viaggiare in maniera tranquilla, ecco che il limite naturalmente diventa necessario intervenire. A luglio Veneto Strada è intervenuta nel tratto trevigiano con alcune asfaltature. La richiesta dei comuni è che queste proseguano anche nel tratto a sud del comune di Loreggia.